latte in polvere privo di ferro, perché la carne del vitello maschio deve essere bianca quando la andremo a comprare al supermercato. I vitelli maschi vengono poi venduti al mercato appena raggiungono tot peso, le vitelle femmine prenderanno poi il posto della madre, quindi è un ciclo che si ripete in continuo. Una cosa che nessuno parla mai, che passa sempre un po' inosservata, è l'inseminazione, lo stupro di queste mucche. Dovrebbe essere fatto da veterinari, quasi sempre viene fatto dal proprietario dell'allevamento, quindi vi lascio immaginare con che tipo di cognizione. Viene infilato un guanto dietro la mucca e chiaramente fanno questa inseminazione completamente alla cieca, per cui immaginate il dolore. In tutto questo però non è che i tori dall'altra parte si divertono un mondo a produrre seme con una mucca di plastica, quindi dei tori non parla mai nessuno, spezziamo una lancia anche a favore di questi poveri animali. Questo è l'allevamento intensivo delle mucche. Quello delle galline ovaiole è un pochino diverso, ma più o meno lo sfruttamento totale dell'animale continua a esserci. Cui sono esseri senzienti, l'ha stabilito anche una legge di Cassazione da poco riguardo a cani, però sono tutti così gli animali, provano dolore, provano paura, provano vergogna, hanno gli stessi sentimenti che abbiamo noi. Vi dicevo che una mucca in condizioni normali vive intorno ai 25 anni, in questi casi arriva massimo ai 5 anni, viene mandata al macello. Quello che si decide per mandare al macello è perché comincia a fare meno latte. Tenete presente che in queste condizioni devono fare 6 volte di più del latte che produrrebbero per il loro vitellino. Questo implica zoppie non indifferenti per il peso delle mammelle, implica notevoli mastite per la mungitura continua e una cosa impressionante è che è stato decretato dal Ministro della Salute che in 1 millilitro di latte, visto che non era possibile lasciare le mucche a riposo o curarle per far sì che la mastite passasse, hanno fatto prima ad aumentare il numero di cellule somatiche all'interno di 1 millilitro di latte. Prima erano 25.000, ora sono 400.000. Cellule somatiche significa pus, quindi il latte che andiamo a bere contiene per legge, in America sono ancora messi peggio di noi, ma già in Italia voglio dire 400.000 cellule somatiche di pus sono veramente tante. Quindi quello che andiamo a bere non è latte, è latte misto a pus. Un'altra cosa che io credo fermamente è che quando andiamo a mangiare una bistecca non andiamo a mangiare un pezzo di animale, andiamo a mangiare il vissuto di quell'animale, andiamo a mangiare l'adrenalina che scarica nel momento in cui viene uccisa talmente in maniera repentina che non fa in tempo a scaricare questa adrenalina, ce la troviamo direttamente nella bistecca. Ci sono studi scientifici, quindi non lo dico io, queste cose non le sto dicendo io le ho viste, ma sono raccolti da World Watch, dell'ONU, della FAO, quindi sono documentabili, che chi mangia la carne è più aggressiva e questa è la spiegazione. Andiamo a mangiare il vissuto dell'animale, ma tutta l'adrenalina che ha prodotto nel momento dell'uccisione. L'uccisione di questi animali di solito è in mano a persone che lo fanno per lavoro. Per legge devono essere prima storditi e poi uccisi con il famoso proiettile cattivo. È una sorta di pistola con un chiodo retrattile che entra nel cervelletto della mucca e subito dopo esce per poi rientrare nel cervelletto di un'altra mucca. La cosa impressionante è che chi lo fa per mestiere e ne uccide una quarantina al minuto. Il fatto che ne uccida una quarantina al minuto vuol dire che non tutte le volte colpisce dove deve colpire, il più delle volte la mucca viene mandata dall'altra parte, quindi in zona macello, che manca però ancora il trasporto della carne
l'impacchettamento di essa, quindi con i materiali di plastica e quant'altro, il trasporto al supermercato, il consumo delle celle frigorifere e quant'altro, quindi è molto più alto di questo. Quello che poi io vi ho preparato alcune cose, magari semplicemente sono statistiche, se le volete tra le persone che possono essere sfamate e quello che sfama un chilo di carne è 1 a 15. Quindi 1 chilo di carne, non sto parlando di una mucca o di una mandria, sto parlando di 1 chilo di carne che è una bistecca media, credo, io una vita che non mangio queste cose, una bistecca, si disboscano 35 metri quadri di foresta, servono 15.500 litri di acqua, quindi immaginatevi con 15.500 litri di acqua e 35 metri quadri di foresta quanta gente si potrebbe sfamare. Serve più di 1,5 kg di grano, sempre per 1 chilo di bistecca. Ma la cosa di cui nessuno parla sono gli escrementi di questi animali. È stato statisticamente riportato, sempre da World Watch, che negli stessi Stati Uniti la produzione al secondo di escrementi di bovini, in questo caso parliamo solo di bovini, è di 52,200 kg al secondo. Questi finiscono poi direttamente nelle falde acquifere, nel mare, nell'acqua che poi scende dal cielo, va a bagnarci la nostra insalata e quant'altro. Non sono solo escrementi, sono escrementi misti a antibiotici, perché comunque ritorniamo alla mastite di prima, vengono curate con cosa? Con antibiotici che noi continuiamo a trovarci nel piatto. Tant'è che adesso siamo tutti iperresistenti agli antibiotici, non ci fanno più niente, nonostante noi gli antibiotici non li prendiamo, perché comunque volenti o nolenti li assumiamo. Sono ricchi, gli escrementi sono ricchi di azoto e c'è un rapporto molto stretto tra il buco nell'ozono e gli escrementi degli animali. C'è l'urina. Tutto questo, ripeto, ce lo andiamo a trovare direttamente nel piatto e questo succede per tutti i mammiferi e sto parlando solo di allevamenti intensivi. Un'altra cosa che vorrei toccare sono i pesci. La gente ne parla quasi mai del pesce, di quello che succede nel mare. Tenete presente che quando buttano le reti per pescare un tonno, insieme al tonno arriva una quantità infinita di altri pesci che non servono, per cui diventano o si ributtano in mare e quindi carcasse, putrefazione, ancora andiamo a inquinare, oppure diventano mangime. Una cosa che a me ha sconvolto molto e continuo a dire abbiamo ormai rovinato tutto e credo che la differenza si possa fare andando a fare la spesa. Ognuno di noi può fare una scelta, io non sono qua, non voglio convincere nessuno, vi chiedo solo poi di andare a verificare quanto vi sto dicendo. La scelta nel fare la spesa, non scegliere la carne, non scegliere i latticini, perché comunque essere vegetariano è perfetto, ma non è sufficiente. Quello che sta succedendo è perché la richiesta dei latticini e della carne è in aumento, altrimenti gli allevamenti intensivi non esisterebbero. Parlavo dei pesci, perché c'è una cosa che mi ha sconvolto, è che tutti questi pesci, non so se c'è qualcuno di Sea Shepherd qua, non avete questa associazione che espone Sea Shepherd, infatti me la ricordavo. Ah, ok, perfetto. Loro sono eccezionali, nel senso che sono veramente dei grandi. E quello che vanno a pescare, quindi dicevo, tutti questi pesci che restano lì, che poi non sono tonno e quindi non verrà scatolato, non è commestibile, diventa mangime. Spesso diventa mangime per i nostri cani, molto spesso diventa mangime anche per le mucche, che sono erbivore, però per comodità, per farle crescere di più e quant'altro. Da qui arriviamo alla BSE, che era sparita, avevano vietato il mangime negli allevamenti con prodotti animali quando le mucche sono erbivore. Adesso le cose sono nuovamente cambiate, quindi sono fermamente convinta che la BSE
ritornerà. Una cosa ancora più sconvolgente, che questo è successo a Padova, la Camera di Commercio di Padova ha elogiato in maniera incredibile un'azienda, perché la missione di questa azienda, che allevava pollami, era quella di far sì che chi mangiava il pollo sentiva in qualche modo il profumo del miele. Ora già non capisco perché uno deve mangiare il pollo con il profumo del miele, comunque. E per fare questo hanno deciso che l'ultimo anno, credo, di vita delle galline dovevano alimentarsi solo ed esclusivamente di latte e miele. Allora, la Camera di Commercio era felicissima di questa grande scoperta. Io credo che abbiamo stravolto tutto. Abbiamo le mucche, che sono erbivore, che mangiano animali. Abbiamo le galline che mangiano latte e miele. Abbiamo gli allevamenti intensivi che stanno inquinando, e per fare qualcosa di intelligente cosa facciamo? Disboschiamo il polmone verde del mondo, che è la foresta equatoriale, che è quello che assorbe il CO2. Siamo pieni di non senso, e più andiamo avanti, secondo me, le cose rischiano solo e esclusivamente di peggiorare. Un'altra cosa è il consumo dell'acqua. In un hamburger c'è tanta acqua quanto fare la doccia per 2 mesi ininterrottamente. Sto parlando di un hamburger di 1,1 euro, una roba del genere. Quindi immaginatevi, una mucca beve, adesso mi ero segnata anche i dati perché non me li ricordo tutti, una mucca beve circa 115 kg di acqua al giorno. Poi c'è tutta l'acqua che serve per pulire le stalle, per sciacquare i cadaveri, per sciacquare la carne, e questa è acqua dolce, quindi 1/3 dell'acqua dolce la stiamo usando per gli allevamenti intensivi. In un 4 litri di latte ci sono 3.800 litri di acqua, e ritorniamo a dire, il latte non è un alimento che fa per noi umani, quindi mi chiedo, è tutto un controsenso, e sono fermamente convinta che la differenza la possiamo fare ognuno di noi andando a fare la spesa. Non è necessario che uno si svegli una mattina e diventi vegano, è necessario però che ne abbia la consapevolezza. Io vi posso consigliare anche di andare a vedere qualche film. C'è Cospiracy, che è stato prodotto da Leonardo DiCaprio. Perfetto, vi invito a venirlo a vedere. Vedrete che tutto quello che vi ho detto è più o meno quello che dice lui.